Benvenuti tifosi del Napoli. Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie dal nostro club del cuore. Vai al video. C'è un enigma sul futuro di Kvicha Kvaratskhelia, dato che il Napoli deve ancora rinnovargli il contratto. Le parti stanno lavorando per adeguare lo stipendio e prolungare la permanenza in nero, ma l'accordo non è ancora stato chiuso. L'attaccante georgiano, in ogni caso, è concentrato al 100% a far bene con la maglia azzurra. Quindi, in caso di fumata nera nella trattativa per il rinnovo contrattuale, il Kvaratskhelia diventerà il protagonista del prossimo mercato estivo. Barcellona e PSG alle calcagna, ma attenzione anche all'Italia. La Juventus, infatti, mostra interesse per la Serie A. Cristiano Giuntoli starebbe valutando la possibilità di portare Kvaratskhelia a Torino. La notizia sconvolge l'ambiente azzurro e preoccupa i tifosi che non gradirebbero questa cessione. Uno degli ultimi a passare dal Napoli alla Juve è stato Higuaín, una ferita ancora aperta e difficile da rimarginare. Prima di firmare per il Napoli, l'attaccante classe 2001 era tratto anche dalla Juventus. Del suo talento si è sicuramente parlato nelle sedi bianconere. Giuntoli, però, è stato più rapido e furbo ad approfittare della svalutazione del prezzo e del passaggio di Kvara in Georgia, alla Dinamo Batumi, acquistandolo poi per soli 10 milioni di euro. La Juventus sarebbe nuovamente interessata a Kvaratskhelia, o meglio, il direttore sportivo. Infatti, come ha rivelato Walter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Gol, Giuntoli vuole Kvaratskhelia alla Juve. Il giornalista lancia questa bomba di mercato che potrebbe innescare uno scenario finora imprevedibile. In fase di trattativa per il contratto del georgiano, anche il trasferimento alla Juventus potrebbe essere argomento di discussione tra le parti. De Laurentiis potrebbe chiedere che venga inserita una clausola ad hoc molto alta per i club di Serie A per impedire il trasferimento di Kvara alla società bianconera. Insomma, il presidente farà chiaramente di tutto per non rafforzare un rivale e concorrente nel campionato. E infatti, come subito riportato dal giornalista Kaka Gebuadze, sono poche le possibilità che il giocatore si trasferisca in una rivale italiana. Non è possibile che Kvaratskhelia vada alla Juventus. Ugeli, l'agente del giocatore, mi aveva detto l'anno scorso, rivela il giornalista georgiano nel suo profilo su X, Kvara non giocherà mai per nessun club italiano. Sono sicuro che capisce perfettamente quali limiti esistono e sono sicuro che non farà mai un passo che possa distruggere l'amore e il sostegno che i napoletani gli hanno dato. Qual è la tua opinione? Tifosi del Napoli, pensi che il Napoli dovrebbe trattare con la Juventus? Lasciare il tuo commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli!